Grazie Presidente. Intanto ringrazio i colleghi membri del Partito Democratico della Commissione Agricoltura per avermi dato la possibilità di porre all'attenzione questo tema di stretta attualità. Come sappiamo l'ondata di maltempo ha colpito le popolazioni civili, ma ha colpito anche il delicatissimo sistema produttivo primario dell'agricoltura in questi territori, perché se ha una caratteristica questa ondata è che ha colpito in maniera particolare questa volta soprattutto le cosiddette aree interne, le zone che una volta venivano definite come più marginali del Paese, dove proprio in quelle zone l'agricoltura ha di per sé più difficoltà e maggiori costi di esercizio. Questo vale un po' per tutte le regioni che sono state colpite dal maltempo, insomma, dalla Sardegna alla Puglia, alla Liguria, il Veneto, la Lombardia, la Toscana, la Calabria e la Sicilia. E quindi quelle aziende molto delicate da un punto di vista dell'equilibrio economico-finanziario e della sostenibilità oggi si trovano in ginocchio. Quindi con questa interrogazione noi sottolineiamo la situazione di grave difficoltà. Sottolineiamo anche un altro aspetto, che c'è un altro grande patrimonio spesso sottovalutato dal legislatore e dall'impianto produttivo nazionale, che è la filiera del legno, che è in grandissima difficoltà. Io do un dato di questa mattina: alcuni operatori del legno del Comelico parlano di prezzi al metro cubo del legname che sono scesi da 140 euro prima del disastro, oggi siamo abbondantemente sotto i 20 euro. Allora questo vuol dire una plusvalenza negativa importante anche per quel settore. Quindi da una parte noi abbiamo la necessità di fare presto nell'opera di ricostruzione di tutti gli elementi primari, dalla viabilità all'energia elettrica alle telecomunicazioni, per garantire ovviamente l'accessibilità di quei luoghi. Dall'altra abbiamo la necessità di interrompere la richiesta di tasse in questi territori. Ovviamente mancando la produzione completamente noi siamo nelle condizioni di dire che dobbiamo, io non credo sospendere, ma decidere una moratoria per un certo periodo sicuramente potrebbe aiutare, ma soprattutto mettere in atto una serie di azioni, e è questa la domanda che facciamo con questa interrogazione, una serie di azioni perché questo settore non può mancare da quei luoghi. Io provengo dalla provincia di Belluno, che una primissima stima dicono, alcuni numeri, è una delle province più colpite. Se in quell'ambiente così complicato ma straordinariamente bello viene a mancare il settore primario, la cura del bosco, dei prati in quota, quindi una zootecnia e un'agricoltura molto di qualità ma molto di nicchia, quei luoghi perdono le loro caratteristiche. Quindi noi chiediamo con questa interrogazione per l'appunto quali sono le azioni per l'intero comparto agricolo zootecnico e anche per la filiera del legno, quali sono le azioni da mettere in campo, dicendo anche, io ho provato a dirlo in maniera molto sintetica, quali possono essere alcune azioni: da una parte la detassazione, dall'altro l'aiuto diretto per la ricostruzione delle aziende che sono, come sappiamo e come abbiamo visto dalle immagini che scorrono nei media quotidianamente, sono per lo più distrutte. Grazie.